Circa 6.000 le presenze che ieri sera hanno affollato Piazza Garibaldi per ascoltare il pluripremiato DJ e compositore Giorgio Moroder. Raggiunta verso le 22 la quota massima di 3.500 persone all'interno del perimetro delimitato dalle transenne. Nessun problema di ordine pubblico, anche se nell'area di Piazza Garibaldi si sono viste ugualmente le bottiglie di vetro nonostante l'ordinanza. Controlli agli ingressi dell'area concerto e barriere stradali lungo le vie, misure necessarie secondo le nuove norme di sicurezza. A ballare in piazza soprattutto giovani, anche se non sono mancati i nostalgici degli anni '80, incantati dalla musica e dai giochi di luce che hanno illuminato per tutta la serata i palazzi della piazza. Location promossa per questo evento unico nel suo genere e chissà che in futuro la Madonna dei Noli non veda altri concerti, soprattutto nel prossimo periodo estivo. Striscia Marciano News, Padova.